Sono tre i nuovi casi di contagio che si sono registrati ieri nella nostra provincia e interessano i comuni di Santa Elisabetta, Raffadali e Ravanusa. I tamponi effettuati sono stati 140. A Santa Elisabetta è il primo caso in assoluto che si verifica, mentre per Ravanusa siamo al quinto e a Raffadali a quota 4. Il focolaio è sempre quello di Agrigento dell'ospedale San Giovanni di Dio, che ha visto già altri due casi registrati l'altro ieri, interessando i comuni di Palma di Montechiaro e Aragona. I casi nuovi sono stati posti in quarantena domiciliare. Preoccupazione è stata espressa dai sindaci dei comuni interessati, Silvio Cuffaro, che afferma come aveva sempre raccomandato di non recarsi in ospedale per precauzione. Ora il contagio arriva proprio da lì. Il sindaco Gueli di Santa Elisabetta, che ha detto che la signora interessata fortunatamente non ha avuto molti contatti con l'esterno ed è stata posta subito in isolamento raccomandandosi di non fare la caccia alle streghe. Anche il primo cittadino di Ravanusa, D'Angelo, si dice preoccupato per questa nuova fase 2. Bastavano ancora pochi giorni di lockdown per fare in modo che il virus veniva sempre più isolato. La sua raccomandazione è verso i giovani di stare sempre allerta, in quanto il contagio può essere sempre dietro l'angolo da un momento all'altro, e di stare attenti, in quanto la fase 2 non è ancora finita e può esserci un ritorno del virus. I soggetti guariti in provincia sono attualmente 91, ricoverati in ospedale, fermi sempre a 6 nelle varie strutture siciliane, Caltanissetta, Palermo e Partinico, mentre quelli imposti in quarantena da 169 passano a 19. In questo dato si inseriscono i nuovi contagi di ieri. In Sicilia i tamponi eseguiti sono stati 1883 e 4 risultati positivi, mentre i contagi scendono a meno 151, attestandosi a 1911. In totale finora i tamponi fatti nella nostra regione sono stati 105.017. I ricoveri scendono a 241, meno 38 unità. In terapia intensiva meno 1, vanno a 15, in isolamento domiciliare meno 113, per un totale di 1662. I guariti salgono a 151 e vanno a 1171, i decessi aumentano anche loro di 4 unità, portandosi a 264. Non volevo darvi questa notizia, ma ahimè sono costretto a farlo per confermarvi un caso di positività al Covid-19 a Santa Elisabetta, nella nostra piccola realtà. Non meno di un'ora fa sono stato contattato dalla struttura ospedaliera preposta alle verifiche dei tamponi e una nostra concittadina è stata sottoposta al tampone ed è risultata positiva. Una brutta notizia per tutti noi, una brutta notizia per la nostra piccola comunità, che in queste settimane si era bene contraddistinta nell'assumere atteggiamenti di riguardo e di controllo verso il contagio. Quello che conforta è che la signora sta bene, è confinata a casa con i propri familiari e in modo asintomatico, non manifesta nessun tipo di problema, e questo ci ha confortato. Una nota positiva è che ha avuto un limitato contatto con, oltre ai propri conviventi, con pochissime persone, e questo ci fa buon sperare. Abbiamo attivato già un protocollo di controllo e di riscontro, abbiamo già notificato quanto stretto necessario di obbligo fare in questi casi, e quello che vi voglio rappresentare è di non praticare la caccia alle streghe. Pochi minuti fa l'ASPI mi ha comunicato di un nuovo caso positivo a Raffadali. Un nostro concittadino dipendente dell'azienda ospedaliera, focolaio di contagi. Infatti ho sempre cercato di evitare che i nostri cittadini frequentassero l'azienda ospedaliera. Ci siamo riusciti, però purtroppo le persone che vi lavorano hanno portato nel nostro territorio questo virus. Io sul passaggio alla fase 2 programmata per il 4 maggio ero molto scettico, sia sotto l'aspetto sanitario sia sotto l'aspetto economico-sociale, perché ero convinto che ancora non eravamo pronti e sarebbero bastati pochi giorni per arrivare al contagio zero e aprire finalmente la libertà per tutti noi. Oggi devo dire sono terrorizzato
sia sotto l'aspetto sanitario, perché vedo il comportamento in questi giorni che c'è stato di ognuno di noi, specialmente dei nostri giovani, e sono terrorizzato anche sotto l'aspetto socio-economico, perché un'eventuale ripresa del contagio sarebbe veramente la fine di tutti noi, sia sotto l'aspetto sanitario che sotto l'aspetto economico-sociale, perché saremmo costretti a tornare indietro e quindi tutti i sacrifici che abbiamo fatto per oltre 2 mesi saranno stati vani, perché saremmo costretti a ritornare di nuovo alla fase 1.